Dirupi a strapiombo sul mare. Foreste cupe d'ombre sciabolate dal sole meridionale. Pugni di terra rubata all'avarizia dei sassi. Questo è il Gargano. I monti si serrano spalla a spalla e cedono solo ad una dolce valle lungo la quale si snoda la via dei pellegrini. La Valle Sacra. Percorrerla è arricchirsi. Sulla soglia del vecchio monte è Stignano, la prima tappa. Sorta nel XII secolo, è una badia silenziosa, dove è facile evocare il tempo che i pellegrini l'appollavano in cerca d'asilo per le notti insicure. I personaggi vivi degli affreschi delle storie di San Francesco ora ne popolano la solitudine. La pace degli alberi accompagna la strada dei pellegrini verso San Giovanni Rotondo, che deve il nome alla forma dell'antico tempio di Giano. Fedeli d'ogni paese affluiscono qui, chiamati dalla fama del monastero che ospita Padre Pio da Pietralcina, il frate dalle Stimmate. Santa Maria delle Grazie è la chiesa conventuale. Nell'orto, tra sole e silenzio, è conservato il minuscolo romitorio dei primi frati che vi giunsero. La celletta di Padre Pio si affaccia sul viale dei cipressi, che ne conoscono le mistiche meditazioni. La casa del sollievo della sofferenza è la sua grande realizzazione. Clinica ospedale gigantesca e perfetta, opera di fede e di amore di un uomo toccato dalla grazia. La montagna si spoglia. Il paesaggio che s'apre è di un orrido grandioso. È la Tebaide del Gargano. Sulla roccia viva un'oasi di mattoni e di fede, l'abbazia di Pulsano. Qui ci si sente umili, fuori del tempo, come il vecchio eremita che da 50 anni è il custode delle antiche pietre. Il geloso fedele della Madonna bizantina. Qui gli esseri sono veramente figli dello stesso Padre. E l'eremita e l'asinello, fratelli viventi, i familiari della nudità del paesaggio.
Per tutta la Valle Sacra, la natura, gli animali, gli uomini sono gli incontri con la presenza suprema che accompagna il viandante alla conclusione del suo viaggio. Sull'Alto Sperone, Monte Sant'Angelo. Lì, in una grotta di pastori, apparve San Michele. Da allora, da oltre un millennio, umili e potenti hanno percorso la valle in devoto pellegrinaggio. Anche San Francesco porta qui il suo contributo di fede e la leggenda gli attribuisce la costruzione di questo monastero. Nel Medioevo il santuario divenne un centro di vita religiosa. Sorsero chiese e conventi, opere di fede e d'arte arricchirono la nascente contrada. Sulla grotta venne eretta la basilica ed una torre normanna ne fu il campanile. Gli ex voto testimoniano la devozione al santo. Semplici o di pregiata fattura, di argento, di oro, dettero vita all'arte di orafi, fiorente fino al secolo scorso. Ma la ricchezza chiamò i saccheggi e statue preziose dell'Arcangelo furono ridotte a moneta, come questa coronata battuta da Ferrante d'Aragona. Alla sotterranea basilica giunge e si conclude il pellegrinaggio garganico. Le porte bronzee del X secolo, fuse a Bisanzio, si aprono. Ognuno ora, al buio, si abbia un po' di luce in se stesso. Il viaggio è finito.